Eccoci qui anche oggi per una nuova e scoppiettante puntata di Telenutria, l'unico telegiornale che è stato premiato ai Grammy Awards come il peggior notiziario della storia. Prima di dare la linea al TG, volevo lanciare un annuncio personale. Scusate l'interruzione pubblicitaria, ma ho deciso di cambiare il computer portatile. Regia, manda per piacere in onda la foto del portatile. Ecco, come potete vedere dalla diapositiva, è un computer portatile di nuova generazione e lo vendo a soli 500 euro, compresa la tastiera, le casse e il supporto a spalla. Per chi fosse interessato, basta che mi chiami qua in redazione che glielo spedisco, ecco. Ma ora diamo subito la linea al TG per le news del giorno. Buona visione su Telenutria! Concordia stava provando il nuovo tappeto elastico, ma era grosso come un autobotte. Il tappeto si è irrimediabilmente spaccato. San Bonifacio. La cantante di questo noioso gruppo country era veramente stonata, ma nessuno del pubblico aveva il coraggio di interrompere l'esibizione. Fortunatamente è arrivato un forte temporale a salvare la situazione e tutti i presenti hanno festeggiato la fine del concerto imbriagandosi come i pitti. 12 coma etilici. La madre di questo disgraziato dodicenne di pederobba continuava a ripetergli: "Sta attento che prima o dopo te caschi!" E infatti ad un certo punto è caduto come un pero nell'acqua giassata. La madre premurosa lo ha riscaldato con una tempesta di sberle. Durante la prima notte di nozze, questi due giovani sposi di Caldogno dovevano trovare la propria camera d'albergo bendati. Ma come dice il detto, chi corre bendato va in letto ingessato. Rotto il setto nasale e il cantone della porta. Questo giovane ebete di Tregnago voleva fare una capriola volante, aiutato da due amici ebeti come lui. Cadendo si è fratturato la mandibola e ora gli tocca mangiare il pasticcio con la cannuccia. Villa Dose. Aveva comprato un trampolino usato su eBay, ma a occhio ha preso una grande fregatura. Alte Ceccato. Aveva scommesso 20 euro che sarebbe riuscita a tenere una lattina sulle labbra per 5 ore, aspirando l'aria all'interno. Il suo fidanzato, quando l'ha vista, le ha chiesto di sposarlo. Carmignano. Voleva entrare nel laghetto lanciandosi con lo skateboard, ma la pista aveva un dislivello e si è grattugiato i capezzoli per terra. Fossalta di Piave. Stava attraversando il fiume con il suo gigantesco 4x4 off-road, ma le cose non sono andate secondo i calcoli. Dopo qualche attimo di suspense, il costoso mezzo si è ribaltato nel fiume e il proprietario si è slogato la mandibola a furia di bestemare. Jesolo. Questo atletico signore ha voluto a tutti i costi provare lo scivolo più pericoloso della piscina, ma era un tantino fuori forma. Le conseguenze sono state catastrofiche. Un grande maremoto si è sviluppato in tutto il Veneto e le onde sono arrivate fino in Croazia. Il bagnino non è più stato ritrovato.